Buongiorno e buona domenica, ben ritrovati. Domenica 22 giugno vi accompagniamo anche oggi fino alle 13:30 e poi naturalmente questa sera alle 19:30 con le notizie fresche di giornata, cronaca, attualità, approfondimenti, anche oggi diversi ospiti per toccare molte tematiche, ma come sempre per chi ci segue sa che la cronaca prende spazio nella prima parte e cronaca che si apre con un grave incidente stradale accaduto nella notte, poco prima di mezzanotte a Colfosco, località di Susegana, esattamente in via Mercatelli Sant'Anna, dove una BMW condotta da un 31enne di Quinto di Treviso, secondo la ricostruzione dei carabinieri, all'altezza di una curva è uscita di strada finendo contro un muretto in cemento che costeggia la provinciale 34. L'impatto è stato violentissimo, in pochi secondi la vettura è stata avvolta dalle fiamme. Fortunatamente le 5 persone che si trovavano a bordo, di età compresa tra i 18 e i 31 anni, sono riuscite ad uscire dalla vettura prima che questa venisse inghiottita dall'incendio. Sono state prese in cura dai sanitari del SUEM che le hanno trasportate all'ospedale di Conegliano con prognosi tra i 7 e i 15 giorni. Sul posto anche i vigili del fuoco, sempre di Conegliano, che hanno prontamente spento le fiamme. La provinciale 34 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi, riaperta la circolazione solo circa 2 ore più tardi. Tragedia in montagna nel tardo pomeriggio di ieri, dove Giuseppe Teraran, 64 anni, originario di Sandrigo ma residente a San Pietro in Gu, ha perso la vita dopo essere caduto da 30 metri mentre stava arrampicando da primo di cordata su Cima dei Lastei. Siamo sulle Pale di San Martino. Il climber si trovava al terzultimo tiro della via Albiero e Dolcetta quando ha perso l'appiglio. La caduta è stata trattenuta da 2 compagni di cordata, anche loro veneti. L'uomo è rimasto appeso alla corda e non rispondeva ai compagni. L'allarme al 112 è arrivato intorno alle 15 con chiamata satellitare. La centrale unica di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso, intervento reso complicato dalla nebbia che avvolgeva le montagne. Quando i soccorritori sono riusciti a raggiungere l'uomo, questo respirava ancora, ma è spirato poco dopo. Ad Eraclea era attiva un'associazione di stampo mafioso, durissima sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha comminato complessivamente pene per 265 anni di reclusione. Condanne per complessivi 265 anni di carcere, quasi 40 in più rispetto ai 216 del primo grado, e quell'aggravante data dall'articolo 416 bis del Codice Penale che riconosce lo stampo mafioso, escluso nella prima sentenza, all'associazione a delinquere che agiva ad Eraclea. È una sentenza dura, durissima, quella inflitta in secondo grado dalla Corte d'Appello di Venezia al cosiddetto clan dei Casalesi di Eraclea. Innanzitutto nel peggioramento delle condanne dei principali esponenti dell'associazione. Luciano Donadio passa da 26 anni e 3 mesi a 30 anni di carcere, Raffaele Buonanno da 19 a 29 anni e 10 mesi, Antonio Pacifico da 7 anni e 11 mesi a 10 anni e 6 mesi, Antonio Buonanno da 14 a 19 anni e 3 mesi. Ma la sentenza è anche pesante nel dipingere un quadro di controllo del territorio composto da minacce e intimidazioni, spaccio di stupefacenti e traffico d'armi, rapine, estorsioni ed usura, e infine nel dire che sì, nel Veneto orientale c'era la mafia. Io credo che certi fenomeni si sviluppano proprio laddove il paese non dà sospetti. Cioè Eraclea non è mai stata calcolata da nessuno perché comunque è un paese che non si è sviluppato ancora, è un paese insospettabile, quindi probabilmente il terreno fertile almeno trova, non che ci siano dei fatti particolarmente gravi che succedono a Eraclea. Però la base può essere questa. Nel settembre 2020 Nadia Zanchini è diventata la prima donna sindaco di Eraclea, raccogliendo un comune travolto dall'inchiesta giudiziaria e commissariato dopo l'arresto con l'accusa di voto di scambio dell'allora sindaco Mirko Mestre, poi assolto sia in primo che in secondo grado. A maggio Nadia Zanchini, di professione avvocato, ha rivinto le elezioni con un ampio margine.
E se si parla di infiltrazioni mafiose non è detto che operano nel territorio, non conoscono il confine, in questo caso del Piave, visto che abbiamo il fiume Piave. Naturalmente ci deve essere una sinergia un po' di tutte le forze, non solo politiche, cioè, o meglio, la politica fa, ma la sinergia la dobbiamo fare con la prefettura, con la procura, quindi la magistratura e con le forze dell'ordine presenti sul territorio. Torniamo alla rissa scoppiata venerdì sera fuori dall'ex caserma Serena, ai confini tra Dosson di Casier e Treviso. Non sarebbe un caso isolato secondo i residenti. Sono quasi sempre, insomma, o a mattino, o il pomeriggio, o di sera, c'è sempre comunque. Scene che si ripetono, quelle di ieri sera davanti all'ex caserma Serena, ospiti che si affrontano in mezzo alla gente e al traffico. Lei ha 2 figlie ed ha paura. Sì, c'è la paura, c'è tantissime di paura, perché giustamente vedi, arriva una sera, non sai, o ti vieni dal lavoro, sei stanco, ti riposi, devi aspettare loro quando arrivano, sempre con la paura, che li devi aspettare davanti alla porta quando arrivano a casa, insomma, non è una cosa normale. Anche ieri sera, forza dell'ordine è subito sul posto per fermare e identificare i protagonisti che nel frattempo sono scappati verso tutte le direzioni. Indagini in corso, anche se quest'ultima rissa sarebbe stata provocata da 2 bande di immigrati di diversa etnia. Ma è tutta la situazione dell'ex Serena che secondo i residenti andrebbe rivista, a partire dagli immigrati che hanno o meno diritto di alloggiare nella struttura. Stavo su un'azienda e loro venivano a lavorare su questa azienda, però dormivano qua, li vedevo io. Però mi facevi le cose mie, non è compito mio vedere queste robe, però che loro devono vedere chi lavora, non deve stare qua dentro, si deve pagare l'affitto e basta. Tra l'altro, ci ricorda un altro volto storico dei residenti davanti all'ex caserma, il centro di accoglienza, per dichiarazione dell'allora sindaco Manillo e del prefetto Lega, doveva essere temporaneo. 10 anni è il 15 luglio. E dopo 10 anni qui sostanzialmente è cambiato poco? No, non è anzi è cambiato in peggio. E il motivo è questo, perché c'è troppa libertà, non c'è nessun controllo. Agli italiani hanno insegnato i doveri prima dei diritti e a questi qua invece hanno insegnato prima i diritti che non i doveri. Ma i residenti, oltre alle risse quasi quotidiane, segnalano un'altra emergenza sicurezza. Qua c'è una marea che dilaga, ogni giorno si spaccia. Ecco. Ma dov'è il punto? È al cimitero? È là, fuori dei cancelli del cimitero, sull'angolo che viene di qua, e così si infiltrano anche nel territorio dietro la caserma, dove hanno i nascondigli loro e naturalmente ritornano e distribuiscono. Ormai i clienti sanno che passano di qua e andati via i militari con la loro camionetta, andati via il carabiniere o il poliziotto, vedi la ronda delle macchine che comincia a fare il circuito. E naturalmente si susseguono le reazioni politiche, tra queste quella del sindaco di Casier Carraretto, che chiede che vengano presi provvedimenti per gli stranieri violenti, ma soprattutto che si rivedano alcune regole dei centri d'accoglienza con meno diritti e più doveri per gli immigrati. Abbiamo il problema delle teste calde. Allora, quando arrivano le teste calde bisogna capire prima di come sono e che danni potrebbero fare per poi naturalmente staccarli e non lasciarli assieme. Questa è la cura contro gli atti violenti davanti al centro di accoglienza di via Zermanesa, almeno secondo il primo cittadino di Casier, dove ruota quotidianamente gran parte degli immigrati dell'ex caserma, che doveva diventare invece un importante centro a nord-est per l'esercito italiano. Una struttura che varia quasi quotidianamente nel numero di presenze, anche se al sindaco non viene fatto nessun aggiornamento ufficiale. Io credo che come accordati dovrebbero essere attorno ai 400. Però cambiano costantemente, però mi dicono. Però c'è un via vai costante, sì. Quello credo di sì. Una situazione che per Carraretto, se sta durando da 10 anni, rischia di continuare a durare per un altro decennio, se non cambiano le mentalità. Dalla sinistra, finché non cambia mentalità e che piuttosto di fare, sacrificare tutti i cittadini, non adottino veramente di far capire che ci sono doveri anche ai stranieri che arrivano, perché ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno per integrare e lavorare, ma devono capire i diritti che abbiamo anche noi nei confronti della nostra
nazione. Sinistra che dal canto suo interpreta così il caso di ieri sera. È chiaro che quando ci sono aggregazioni con 400 persone di diverse etnie, di diverse religioni, possano succedere dei casi, diciamo così, di risse, diciamo, cose che possono succedere. Noi siamo da sempre storicamente contrari ai grandi centri che invece il decreto Salvini ancora da qualche anno fa ha incentivato fortissimamente. Noi pensiamo che la strada per l'accoglienza debba essere l'accoglienza diffusa. Di diverso avviso il centrodestra e in particolare la Lega. L'accoglienza va completamente rivista. Tutti questi profughi che arrivano dovrebbero essere inseriti con un percorso adeguato, non ammassati nelle caserme. C'è bisogno di lavoro, per amor di Dio potrà essere anche bisogno, ma vanno selezionati o quantomeno vanno inseriti in maniera pratica e non più teorica. Voltiamo pagina. Per alcuni mesi ha lavorato come colf per una famiglia padovana che ha derubato di 20.000 euro. Ora dovrà scontare la sua pena. Nel 2020 aveva rubato numerosi gioielli alla famiglia per cui lavorava come colf in zona Stanga a Padova. La donna, italiana 53enne, aveva sottratto monili per un valore di 20.000 euro che erano custoditi in vari punti dell'abitazione. La polizia di Padova, del commissariato Stanga, aveva indagato dopo la denuncia del furto. Subito aveva insospettito gli investigatori la mancanza di segni d'effrazione. I poliziotti, dopo aver raccolto le testimonianze delle vittime, si erano concentrati proprio sulla donna all'epoca cinquantenne che per alcuni mesi aveva frequentato l'appartamento come collaboratrice domestica. Tempo necessario per carpire la fiducia dei datori di lavoro e scoprire dove fossero nascosti i gioielli. Un lavoro chirurgico quello della donna, che non ha avuto bisogno di mettere a soqquadro l'abitazione per trovare i preziosi. Ora è stata condannata a 3 anni e 2 mesi di reclusione ed è stata portata alla casa circondariale di Verona. Dolore e commozione nel Pordenonese per l'ultimo saluto a Daniel Reyes, il 21enne morto nel Piave a San Biagio di Callalta mercoledì scorso. Una cerimonia intima tra canti, preghiere e palloncini bianchi lasciati volare in cielo. Un silenzio composto di un'intera comunità. Il territorio pordenonese oggi si è stretto intorno al dolore della famiglia Reyes. Questa mattina infatti si sono celebrati i funerali di Daniel, il 21enne morto annegato nel fiume Piave lo scorso mercoledì 18 giugno nei pressi del viadotto ferroviario di San Biagio di Callalta. Un addio carico di commozione e spiritualità, cominciato presso la casa funeraria San Marco di Pordenone e proseguito al cimitero di Pasiano dove il giovane viveva con la famiglia. La cerimonia si è svolta secondo il rito cristiano evangelico basato sulla lettura della Bibbia, su canti spirituali e preghiere in spagnolo accompagnate dalla chitarra. Nessuna messa, nessun rito dell'Eucarestia, solo parole di fede, speranza nella resurrezione e fiducia in un abbraccio che un giorno potrà tornare. E proprio oggi, in quella che sarebbe dovuta essere una giornata di festa, il padre infatti ci ha raccontato che proprio nella giornata odierna avrebbe dovuto accompagnare Daniel a vedere la casa che sognava di acquistare e che invece si è trasformata nel giorno dell'addio, un dolore impossibile da contenere con il papà che durante la sepoltura continuava a ripetere accanto alla bara: non è un addio, è un arrivederci. Daniel, da quanto ci riferisce il papà Dennis, si sarebbe tuffato per salvare 2 amici in difficoltà dopo un bagno nel fiume. Una volta messi in salvo, però, la tragica fatalità con il fiume Piave, la corrente, l'ha risucchiato in profondità. Attorno alla sua bara nel cimitero si sono stretti i familiari, gli amici e molti colleghi della Friuli Intagli di Prata di Pordenone, dove Daniel lavorava, tutti in cerchio, uniti in un dolore muto ma condiviso. Un momento di profonda commozione ha preceduto la sepoltura, quando in cielo sono stati lanciati palloncini bianchi mentre le voci intonavano lodi in spagnolo. Una vita spezzata troppo presto, un destino crudele, forse incomprensibile, ma un gesto, quello di Daniel, che racconta chi era fino all'ultimo, un ragazzo pronto a tendere la mano, anche a costo della sua vita. Mi dispiace tantissimo per la famiglia che non conoscevo personalmente, che sono andata
venuta a salutare e gli ho portato il cordoglio della comunità e dell'amministrazione comunale. Ho trovato una famiglia composta nel dolore immenso e anche così molto provata dal fatto appunto della convinzione che sapeva ben nuotare, che non era la prima volta, per cui cerchi di fartene una ragione, anche se una ragione quando muore un figlio non si può farsela, ma neanche farsene delle colpe. Purtroppo a volte il destino è dietro l'angolo e questo è successo. Lasciamo per un attimo la cronaca. Saluto, ringrazio per essere con noi. Buona domenica Matteo Marconi, Presidente Cooperativa Comunica. Ben ritrovato, Presidente. Grazie mille, buongiorno a tutti voi. Allora, noi solitamente, Presidente, quando ci troviamo facciamo il punto della situazione, insomma l'estate è appena iniziata, le famiglie chiaramente si sono già mosse, si stanno muovendo per quanto riguarda i centri estivi, ma Comunica non è solo centri estivi, non è solo dopo scuola, non è solo attività di affiancamento per i compiti, attività extrascolastiche. Comunica si occupa anche di progetti al fianco dei ragazzi e pensiamo anche ai progetti che riguardano i ragazzi che si trovano al carcere minorile di Treviso. Giusto e corretto quello che sto dicendo, Presidente? Sì, da parecchi anni ormai abbiamo una collaborazione col carcere minorile per diverse tipologie di progetti. È iniziata parecchi anni fa con i CPA e poi siamo andati avanti con progetti sempre con il profilo educativo, di cercare di portare l'educazione all'interno del carcere, portarli a riflettere su quello che è successo e sul futuro. Sì, perché il carcere deve avere anche questo compito, quello di rieducare e di reinserire, una volta che sarà scontata la pena, reinserire nella società questi ragazzi che spesso sono giovanissimi, che hanno magari anche alle spalle un passato difficile. Sì, il carcere ha sì la funzione penale, punitiva, uno deve avere una sua pena giustamente, però dobbiamo pensare anche a cercare di creare nella persona una presa di coscienza, una consapevolezza di quello che ha fatto. La pena da sola non può bastare. Dopo c'è anche il recupero, l'inserimento nella società, eccetera, ma prima di tutto, secondo me, se non si porta oltre alla punizione un percorso di presa di coscienza reale, però non finta, cioè bisogna lavorare sulla persona perché possa capire quello che ha fatto e poi vivere la sua vita avendo chiaro cosa ha fatto, avendo chiaro il peso di quello che ha fatto, perché sennò la pena da sola serve a poco, secondo me. Bisogna lavorare sul fatto che diventi consapevole dei propri sbagli, dei propri errori. Allora dopo si può lavorare su tutto il resto e anche su l'eventuale futuro fuori dal carcere, finita la detenzione. Però bisogna lavorare su questo, su trovare un modo per far prendere coscienza di quello che si è fatto, una coscienza reale, non una coscienza finta. I nostri percorsi cercano di andare in questa direzione. Ecco, di questo si è parlato negli ultimi giorni alla luce della vicenda di questo ragazzo accusato dell'omicidio di Michel Causo, che ha prodotto una canzone che poi naturalmente saranno gli organi competenti a chiarire in che modo è finita sui social, è stata pubblicata, quindi è uscita da quelle che sono le mura del carcere, creando polemiche. Anche questo fa parte di un percorso di reintroduzione, di riabilitazione, in qualche modo, anche in tal senso eravate anche voi, avete seguito anche voi questo progetto, Presidente? Sì, allora è un progetto che facciamo insieme a un'associazione di Roma che si chiama Crisi come Opportunità, loro lo fanno anche in altre 6 strutture carcerarie minorili in Italia. E si usa la musica trap perché è un veicolo proprio per far emergere la consapevolezza di quello che si è fatto. Dopodiché noi entreremo nella seconda parte in cui attraverso alcune frasi di queste canzoni trap che sono state scritte andremo a creare un gioco tipo gioco scatola per capirci che riflette sulla legalità
e che farà riflettere sul fatto che le scorciatoie non portano a vincere. Ecco, è un po' in sintesi, però questo è il concetto di base. Ovviamente noi non sappiamo che reato hanno commesso i ragazzi che partecipano al percorso, perché sennò avremo un po' di pregiudizio, ovviamente, quindi anche questo è importante sottolineare, e anche che non è stato il video non è partito, la canzone non è partita dal carcere, ok? Non era finalizzata a essere pubblicata. Esatto, sì, questo era stato chiarito anche dallo stesso Dipartimento della Giustizia minorile, quel concetto che lei ha appena espresso, non sappiamo, ce l'aveva detto anche la Presidente del Centro Antiviolenza Telefono Rosa Di Bartolo, entrati anche loro e che hanno avuto contatto, che hanno conosciuto e ascoltato questa canzone, hanno detto nel momento in cui si entra in carcere non si conoscono i reati commessi da questi ragazzi e non ci deve nemmeno interessare, la nostra finalità è un'altra, è quella che ha spiegato molto bene lei Presidente. C'è anche non solo le canzoni, la musica, ma c'è anche un progetto che riguarda un docufilm che voi avete in qualche modo realizzato, aiutato a realizzare. Non è della cooperativa, è del mio lavoro come insegnante, perché principalmente faccio l'insegnante, l'ho sempre detto, alle scuole medie, alle Manzoni di Lancenico, e quest'anno abbiamo avuto un finanziamento come scuola dal Ministero della Cultura e dal Ministero della Scuola, chiaramente, per far realizzare ai ragazzi un docufilm. E come ambientazione abbiamo scelto la cooperativa alternativa. La tematica era quella della biodiversità sociale, quindi far capire come dalla biodiversità che c'è nella natura, come valore forte natura, anche nella società la biodiversità è fondamentale. Quindi sono andati a conoscere i soci della cooperativa alternativa, che al suo interno ha diverse figure fragili che lavorano in vari campi, e i ragazzi divisi in 3 troupe hanno girato questo docufilm che poi è stato anche proiettato al Cinema Edera e adesso verrà probabilmente anche proiettato in altre sedi prossimamente. Insomma, è stato molto bello all'interno di questo percorso per i ragazzi conoscere la realtà degli ex carcerati, in particolare di uno che hanno proprio seguito durante il lavoro in cooperativa alternativa, e hanno capito il suo vissuto in carcere, anzi prima del carcere, in carcere, e il cambiamento che è avvenuto dopo il carcere, di persona che rimane in cooperativa alternativa perché vuole aiutare altre persone. Quindi un grosso cambiamento, che non vuol dire un dimenticarsi di quello che è successo prima, vuol dire, come dicevo prima, vivere con il peso di quello che si è fatto prima, di quello che si è sbagliato, però cercare che il resto della propria vita vada in una direzione diversa, non dimenticando, non cancellando, perché non hanno percepito assolutamente questo. Hanno percepito però che dopo, nonostante questo peso, sta facendo qualcosa di utile, di buono per tutta la società. E i miei alunni sono rimasti molto molto colpiti in questo progetto. Io ricordo che qualche tempo fa, quando ci eravamo visti per fare il punto sui centri estivi, parlando di disagio giovanile, lei aveva detto che i centri estivi hanno anche questo obiettivo in qualche modo, di tenere occupati i ragazzi durante il periodo estivo, quando quindi la scuola è finita, quando c'è magari più tempo per andare in giro, e tenerli lontani magari da quei possibili pericoli che si possono incontrare. Questo del centro estivo resta una missione, non solo occupare le giornate ai ragazzi e aiutare le famiglie, affiancarle mentre i genitori lavorano in assenza proprio della scuola, ma anche a questa missione continua ad averla, Presidente. Sì, continua ad averla, ma con un po' di più di difficoltà, perché purtroppo insomma, ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Dopo il Covid i centri estivi hanno un po' cambiato tipologia di organizzazione, per cui se prima c'erano centri estivi molto grandi, con numeri alti e diverse attività al loro interno che raggruppavano quindi anche ragazzi di tipologia diversa, si è passati a centri estivi molto più piccoli con ragazzi che diciamo hanno un po' la stessa modalità, fisionomia, insomma lo stesso modo di background
coltivato nel tempo. Okay? Questo fa un po' più di fatica ci costringe a fare un po' più di fatica per includere tutti quanti dentro. Ci riusciamo ancora, ma con un po' più di difficoltà, perché nel grande gruppo era più facile, una volta era più facile. Chiaramente pesa anche su di voi, come pesa sulle scuole, il tema della denatalità. Si è visto nel corso degli anni chiaramente una riorganizzazione dovuta alla sempre minore presenza di bambini, di ragazzi. O per il momento non ne soffrite ancora? Ecco, aggiungo questa seconda domanda, Presidente. No, ne soffriamo già e purtroppo ne soffriremo di più anche nei prossimi anni. Io ho fatto un conto che più o meno gli iscritti in prima elementare di questi anni sono circa il 60% degli iscritti in prima media. Quindi vuol dire che tra 5 anni avremo un calo del 40% in prima media. È un calo molto elevato, vuol dire che tutta la fascia dei bambini che frequentano le elementari, che è la fascia principale dei centri estivi, avrà un calo del 40-50% nel giro di 4-5 anni, il che è tantissimo. Come si fa a garantire comunque un servizio a fronte però di questi numeri? Adesso si riesce, perché comunque abbiamo riorganizzato la tipologia di centri estivi con gruppi più piccoli, con anche una grande differenziazione. Noi abbiamo un centro estivo multisportivo, che è a Villorba, in cui c'è il rugby, l'atletica, il calcio, il padel, quindi è molto interessante, e poi anche altri sport che man mano si inseriscono. Abbiamo quello sulla natura allo Storgan, ambientale allo Storgan, abbiamo in inglese, abbiamo uno con i cavalli a Musano, quindi c'è una grande varietà di centri estivi. Quelli un po' più classici, soprattutto quello di Silè e di Mogliano, rimangono ancora con numeri importanti, perché i due comuni ci stanno supportando parecchio, e quindi si riescono a fare molte attività molto interessanti. Quest'anno abbiamo messo dentro anche delle attività legate alle nuove tecnologie, allo STEM, oltre che all'ambientale, che è sempre stato un po' un nostro cavallo di battaglia. Quindi abbiamo una varietà enorme. Abbiamo messo anche dei centri estivi residenziali, quindi uno a Caorle, che è tutto in inglese, 2 sul Cansiglio, di natura più ambientale, più di vita all'aria aperta. Bisogna variare tantissimo l'offerta, perché un'offerta varia va incontro un po' alle esigenze di tutti i genitori e anche di tutti i bambini, perché ogni bambino ha un po' delle esigenze diverse. Ecco, questo è il pro del cambiamento che c'è stato con il Covid. Il negativo invece è che i gruppi sono più piccoli e quindi si fa più fatica a lavorare sulla parte educativa di inclusione rispetto fra tutti quanti. Ultimi 2 temi delicati sono il personale, cioè chi viene impiegato in questi centri estivi. C'è sempre difficoltà a reperire animatori, a reperire educatori, insomma chi si occupa di stare a contatto con i bambini, i ragazzi, e poi il tema delle rette, se si riescono a mantenere insomma abbastanza stabili, o se inevitabilmente insomma aumenta. L'inflazione la conosciamo tutti, quindi se ci sono stati degli aumenti per quest'anno. Allora, per quanto riguarda gli animatori, va meglio rispetto agli ultimi anni, nel senso che dopo il periodo sempre del Covid, torna sempre quello come periodo, dopo il periodo del Covid c'è stata una difficoltà a trovare animatori. Era come se i ragazzi non avessero più tanta voglia di fare questi lavoretti estivi, volessero riprendersi più spazio per loro, anche di divertimento. Probabilmente i 2 anni di chiusura hanno pesato parecchio. Adesso c'è di nuovo questa volontà comunque sta riaumentando questa volontà di avere un proprio lavoretto estivo, per poi poter essere un po' più autonomi, perché la maggior parte sono ragazzi che frequentano l'università e che quindi cercano con i centri estivi di avere qualcosa per non pesare ancora di più sulle famiglie. Per quanto riguarda le rette invece noi abbiamo cercato di rimanere sulle cifre dell'anno scorso, quindi una mezza giornata costa tra i 60 e i 70, in alcuni posti meno perché c'è un contributo comunale, in altri casi il comune rimborsa in base all'ISEE
e quindi poi bisogna vedere le singole scelte di ogni amministrazione comunale, sono scelte diverse chiaramente. E quello che è aumentato veramente tanto è il buono mensa, che non dipende da noi, perché noi ci appoggiamo di solito alla stessa mensa che segue quel comune durante l'anno scolastico, la scuola durante l'anno scolastico, e la cifra secondo me inizia a essere importante, anche perché durante l'anno scolastico quasi sempre è calmierata dai comuni, mentre nei centri estivi diventa quasi sempre, tranne le eccezioni, diventa piena, e quindi rischia di essere anche di 35 euro a settimana alla fine per il buono mensa. Se 60 sono quello che uno spende per il centro estivo, 35 inizia a essere una cifra importante. Assolutamente sì, ma questi insomma sono i tempi che viviamo. Presidente, io la ringrazio davvero tantissimo, abbiamo fatto una panoramica su tanti temi molto importanti, e quindi grazie davvero per il suo intervento e le rinnovo gli auguri di una buona domenica. Grazie a Matteo Marconi, Presidente Cooperativa Comunica. Grazie davvero. Grazie mille. Grazie Presidente. E noi invece ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo subito dopo. Rieccoci in diretta. Dopo la richiesta di grazia per Massimo Zen presentata al Presidente della Repubblica dal consigliere regionale leghista Centenaro, scoppia la polemica politica all'interno del centrodestra. Ha il sostegno popolare ma divide la politica la lettera con la richiesta di grazia per l'ex guardia giurata di Cittadella Massimo Zen, condannato a 9 anni e 6 mesi, che nel 2017 sparò e uccise Manuel Maior in fuga dopo l'assalto a un bancomat. Sono infatti 1500 le firme raccolte presentate dal consigliere regionale della Lega Giulio Centenaro. La polemica è tutta interna al centrodestra. La risposta all'iniziativa arriva infatti da Fabio Crea, avvocato che fa un'analisi giuridica delle norme, ma da esponente di Fratelli d'Italia si può leggere anche una frecciata a Centenaro e ai leghisti. Non spetta certo a un rappresentante delle istituzioni presentare una domanda di grazia, è compito del condannato piuttosto che del suo avvocato o dei prossimi congiunti, non certamente un soggetto esterno o un politico. La domanda di grazia deve fondarsi su questioni di carattere umanitario, oppure laddove vi siano degli evidenti errori nella sentenza si può chiedere al Presidente della Repubblica che venga concessa la grazia. Qui errori non ve ne sono stati. Zen è stato condannato per omicidio volontario nel 2021. La Cassazione ha confermato la pena, nonostante la Procura Generale avesse chiesto di annullare la condanna. Alleati in Regione, Lega, Fratelli d'Italia, con qualche tensione recente ora, ad esempio, in comune a Treviso. Quella presentata dai consiglieri regionali leghisti sembra più una strumentalizzazione politica. Da diversi mesi, da qualche anno ormai, la Lega è sugli scudi chiedendo sempre di più la certezza della pena. Questa richiesta di grazia nei confronti di Zen mi sembra in netta contrapposizione con quello che è la richiesta pressante, ripetuta, che viene fatta nei confronti del ministro Nordio da parte dei rappresentanti delle istituzioni leghiste, perché se si parla di certezza della pena, nei confronti del signor Zen è stata pronunciata una sentenza in primo grado confermata integralmente in appello e in Cassazione, per cui la pena è certa. La politica si va verso l'ufficialità del Partito Democratico della candidatura dell'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo a presidente della regione alle elezioni regionali di autunno. Ora la presentazione agli alleati. Il PD ieri sera con la direzione regionale, con 58 favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto, ha dato mandato al segretario di perfezionare questo tipo di proposta che era emersa, cioè di andare a, diciamo così, attuare questo indirizzo di convergenza sul nome di Giovanni Manildo. Ormai manca solo l'imprimatur definitivo, ma la direzione del Partito Democratico ha messo il sigillo anche con i numeri al nome di Giovanni Manildo, quale candidato del centro-sinistra per le elezioni del prossimo presidente della Regione Veneto. Candidatura sulla quale si è lavorato mesi e che il segretario Tonella garantisce sia un nome di convergenza per una larga intesa del centro-sinistra. Nessuna bocciatura per la consigliera regionale Vanessa Camani, con la quale si continua a lavorare. La Vanessa è una dei nomi che è emerso dalle consultazioni territoriali, è una proposta che è stata valutata e nel mandato del segretario e nel dispositivo che è stato votato ieri in direzione
La proposta di Manildo ovviamente è la principale, ma ci sono anche altri nomi che verranno valutati. Ora non resta che presentare il candidato a tutto il tavolo della coalizione di centrosinistra e trovare l'intesa definitiva, nonostante qualche bocciatura al nome dell'ex sindaco di Treviso fosse già arrivata da Verona e da qualche circolo padovano. La proposta di Manildo rende i Dem cittadini particolarmente orgogliosi, anche perché la scelta non è stata dettata da linee direzionali romane. Per noi del Partito Democratico di Treviso è motivo d'orgoglio. Un ultimo appunto, noi il candidato di centrosinistra lo scegliamo in Veneto e non ce lo facciamo scegliere a Roma nelle segrete stanze, nelle riunioni fra Tajani, Salvini e Meloni. Sul terzo mandato infine la questione sembra ormai chiusa, ma sono altri i problemi sui quali discutere, programmi per il futuro e progetti concreti per la regione. L'ipotesi del terzo mandato ormai non interessa più ai cittadini veneti, ma interessa solo ed esclusivamente a Luca Zaia, che forse ha bisogno di un lavoro dal prossimo novembre. Ci auspichiamo che d'ora in poi si cominci a parlare di liste d'attesa, di medici di base che non ci sono, di case di riposo, dirette per le case di riposo e di ambiente, di cementificazione selvaggia del nostro territorio. Ecco, queste sono le cose che possono interessare i veneti. Sciame sismico, nell'Alto Vittoriese si alzano i livelli di guardia. Il comune di Revine Lago studia un vademecum specifico. È un vademecum comportamentale che va a spiegare alle persone che numeri contattare e come ci si deve comportare in caso di calamità, tra queste calamità anche gli eventi sismici. Me ne sto occupando io, sì, e poi verrà distribuito appena è pronto alla cittadinanza. Una sorta di prontuario aggiornato sulla falsariga di quello della regione per sensibilizzare e informare i cittadini su rischi e contromisure in caso di calamità ed emergenze, terremoto su tutte. Usa il termine vademecum Massimo Magagnin, sindaco di Revine Lago, territorio che da giorni sta registrando uno sciame sismico anomalo, seppure di moderata magnitudo, un fenomeno che riguarda tutta la fascia già sotto stretta osservazione. Il terremoto nessuno lo può prevedere. Ricordo che siamo stati classificati dalla Regione Veneto, zona sismica 1, più precisamente dai primi di marzo, ora non ricordo 9-10 marzo del 2021, con una delibera di giunta regionale dove appunto noi, Vittorio Veneto, Pregona, Tarzo, Tambreo, Chiesa del Pago, Borgo Valbelluna, siamo stati declassati in zona 1, che appunto è la più pericolosa. L'esistenza della cosiddetta faglia vittoriese non è certo una novità, ma gli episodi degli ultimi giorni impensieriscono. Va monitorato e nessun allarmismo al momento, e spero anche che neanche in futuro, però signori, siamo zona sismica 1 e non possiamo farci nulla. Su con le antenne, certo. Ci spostiamo nella zona di Bassano del Grappa, dove una nostra telespettatrice ci segnala un enorme albero caduto di traverso sul sentiero del Silan. È questa la situazione che si presenta ai tanti amanti delle passeggiate e della natura che si avventurano, è proprio il caso di dirlo, sul sentiero che da San Michele porta alle cascate del Silan e poi a Valle Rovina. Un enorme albero è crollato sul sentiero, bloccandolo completamente. Il crollo è avvenuto nei giorni scorsi, anche se nessuno può dire esattamente quando. Potrebbe essersi verificato, secondo i frequentatori della zona, in occasione dell'ultima ondata di maltempo che ha portato forti piogge e vento su tutta l'area. Questo però non cambia di una virgola lo stato delle cose e il disagio per chi utilizza quel sentiero per un po' di refrigerio, per respirare aria buona e per un po' di sport. Il salto dell'albero infatti non è per tutti e soprattutto c'è il rischio che qualcuno scivoli durante il superamento dell'ostacolo, con tutte le conseguenze del caso. Resta da capire come, quando e soprattutto se verrà rimosso, visto che la stagione estiva porta tantissime persone, come la nostra telespettatrice, a camminare nel paradiso verde del Silan. Fanno tremare le vene e i polsi i dati dello studio presentato dall'Associazione Provinciale Piccola Industria e Artigianato sulla demografia d'impresa nel bellunese. La sintesi è che l'economia bellunese non ha ancora recuperato
il crollo, il gap della pandemia sostanzialmente. Alcuni indicatori ci dicono questo. Una contrazione che vale 8,4 punti percentuali rispetto al dicembre del 2019. Sono quasi 1200 le piccole e medie imprese bellunesi che hanno chiuso i battenti nell'ultimo quinquennio. Particolarmente penalizzato il commercio, meno 19%, la logistica, meno 17% e artigianato, meno 9,2%. In calo anche i posti di lavoro, con una riduzione di quasi il 2% in controtendenza rispetto al resto del Veneto. Le ombre sono calate anche sulle esportazioni, core business nel bellunese, che nonostante un incoraggiante più 24% sui 5 anni, dall'anno scorso hanno registrato una flessione di quasi il 5% e su questo pesano come un macigno le incertezze dovute ai dazi e agli aumenti dei costi dell'energia. A fotografare lo status dell'impresa nei territori della montagna, lo studio condotto da Appia CNA, presentato al Teatro Dino Buzzati a Belluno in occasione dell'80° anniversario dell'associazione. Dobbiamo lavorare sul valore aggiunto, dobbiamo lavorare sulla burocrazia e dobbiamo lavorare sulla competitività delle imprese, perché fare impresa in territori come questo è difficile, ma senza il valore aggiunto è praticamente impossibile. A preoccupare, oltre all'instabilità del quadro geopolitico globale, è soprattutto la contrazione del credito alle piccole imprese, che ad oggi vale 230 milioni di euro in meno sui 5 anni nella sola provincia di Belluno, con pesanti ricadute sui processi di rinnovamento e innovazione. Fondamentale è la ricerca di soluzioni da tradursi in politiche di investimento mirate, semplificazione delle procedure burocratiche e supporto dalla politica locale ed europea. Cercare di costruire in Europa delle politiche che siano utili, la semplificazione burocratica, amministrativa, l'uniformità fiscale, l'uniformità delle regole e soprattutto l'investimento, il continuo investimento in infrastrutture, in politiche energetiche serie, insomma aiutare le nostre imprese ad affrontare le sfide globali continuando a restare competitive. A margine del focus economico, l'assemblea dei soci di Appia è stata l'occasione per l'elezione del nuovo presidente provinciale, Andrea Cerentin, che subentra a Massimo Sposato per il quadriennio 2025-2029. Abbiamo parlato di giovani prima con il presidente della cooperativa Comunica, in qualche modo continuiamo a farlo allargando il discorso alle famiglie e anche ad un progetto che è quello dei patti di comunità per il benessere digitale, che in qualche modo va verso l'obiettivo di dialogare meglio con i giovani, ma ne parliamo in modo più approfondito con gli ospiti, che ringrazio per avermi raggiunto in studio, il presidente dell'associazione Famiglie 2000, Serafino Pitingaro. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi, e Stefano Di Michele dell'Associazione Famiglie 2000 e referente proprio del Patto Digitale di Mogliano. Grazie per essere con noi. Innanzitutto presentiamo questa associazione che noi abbiamo conosciuto in occasione del Festival Letterario delle Famiglie, il primo in assoluto di questa tipologia, che è approdato a Treviso proprio per aprire un riflettore, puntare un riflettore sul tema delle famiglie a 360 gradi. Di che cosa vi occupate, Presidente? Sì, Famiglie 2000 è un'associazione che nasce nel 92 e ci occupiamo, diciamo ormai da più di 30 anni, di curare il benessere delle famiglie. Benessere inteso come benessere, cioè lo stare bene in famiglia, lo stare bene tra le famiglie e stare in relazione con le famiglie. Quindi l'associazione Famiglie 2000 è una sorta di famiglia di famiglie che cerca in qualche modo di prendersi cura delle relazioni. Quando queste relazioni vengono in qualche modo minate da fattori, diciamo, esogeni, ma anche endogeni interni alla famiglia, allora vediamo che c'è un bisogno, c'è una necessità e noi siamo lì per intervenire. Noi organizziamo incontri sulla genitorialità, incontri sulla coniugalità, sull'educazione dei figli e da diversi anni abbiamo anche relazioni con le amministrazioni comunali e con le scuole, perché crediamo che per poter prendersi cura delle famiglie è necessario mettersi in rete con le istituzioni, quindi le famiglie possono fare massa critica attraverso un'associazione del terzo settore, però è necessario anche mettersi in relazione con le scuole, con i comuni, diciamo, con le altre associazioni che sono sul territorio, perché ovviamente le famiglie non sono un settore, sono una dimensione e di questa dimensione se ne devono occupare tutti. E lei ha citato il Festival Equilibri di Famiglia. È stato un esperimento perché sentivamo appunto il bisogno e vedevamo appunto la necessità di riempire uno spazio
uno spazio culturale in qualche modo, c'era un vuoto e noi abbiamo cercato di riempirlo con dei contenuti, quindi proponendo alle famiglie e alle persone e a chiunque dei libri, e quindi attraverso la letteratura provare ad arrivare alle famiglie, ai genitori e lanciare dei messaggi, trasmettere delle informazioni, far riflettere e anche fare delle provocazioni e degli spunti. Come sono cambiati i bisogni delle famiglie da quando l'associazione è nata? Allora, la famiglia è cambiata ovviamente in 30 anni, io adesso non mi dilungo, diciamo, ecco, e con la famiglia sono cambiati i bisogni. Nello statuto dell'associazione c'è appunto quello di seguire e interpretare l'evoluzione della famiglia e questo noi stiamo facendo. Come è cambiata? È cambiata che, come dire, i bisogni sono soprattutto quelli dei giovani, insomma soprattutto quelli degli adolescenti. Si parla spesso di disagio giovanile, di giovani insicuri, fragili, in difficoltà, in crisi, in ansia, panico e così via. Ma noi crediamo che all'origine di questo malessere, all'origine di questa situazione, c'è sicuramente una mancanza legata al mondo degli adulti. Cioè il tema dell'adultità, del fatto della crisi dell'adulto, diciamo, è il tema su cui noi ci stiamo concentrando, perché effettivamente quello che manca oggi è proprio una politica, chiamiamola così, o comunque interventi mirati agli adulti. E qui ci sarebbe veramente, insomma, da entrare proprio nel merito, però ecco, ma su questo noi puntiamo molto, appunto, sia sul rendere gli adulti consapevoli e cercare di farli riappropriare di quello che è il ruolo educativo, ma in qualche modo cercare di tranquillizzarli, perché ci sono gli adulti, ma ci sono anche i docenti, gli insegnanti, la scuola, insomma, ecco, che con la quale si può creare un'alleanza e quindi provare in qualche modo a lavorare insieme. Tra l'altro quello del bullismo, del disagio giovanile è stato un tema affrontato nel corso del festival con diversi spazi ed esperti ed era proprio emerso questo, che il focus spesse volte si concentra sui giovani, andrebbe un po' spostato verso gli adulti che affiancano i giovani. Ma qual è il problema degli adulti? Se tralasciamo un attimo il problema dei giovani, qual è il problema degli adulti? Cioè, come sono cambiate, come è cambiata il ruolo dei genitori? Io ho detto un ruolo sempre più in discussione, quello delle famiglie, perché quando si parla di disagio giovanile, di anche episodi di violenza, chi commenta dice: dove sono le famiglie? Allora, il problema sta nel fatto che oggi gli adulti hanno abdicato al loro ruolo di educatori. Questo è il vero problema. Hanno demandato ad altri soggetti quello che invece è un ruolo che gli appartiene. Anziché rappresentare dei punti di riferimento nella famiglia, dei fari, diciamo, fermi, eccetera, si sono in qualche modo, hanno assecondato, diciamo, quello che è i desideri, le necessità, i bisogni dei figli, dei giovani, per evitare delusioni, per evitare di... E in questo, secondo me, hanno perso quel loro ruolo educativo, diciamo, e sta tutto lì, insomma. Quindi l'obiettivo che ha l'associazione è quella di provare ad avviare un percorso in modo tale che l'adulto, il genitore, possa riappropriarsi di questo ruolo che è il suo, quello di stare fermi, diciamo, di saper dire di no. Questo purtroppo è una cosa che non si riesce più, che gli adulti non riescono più a fare, diventano spesso amici dei figli, ma non è questo di cui ha bisogno la famiglia. La famiglia ha bisogno che il genitore faccia il genitore, che il figlio faccia il figlio. E il genitore deve accompagnare il figlio con fermezza, però con il suo ruolo educativo. Oggi invece cosa accade? Accade che i genitori hanno smesso di fare gli educatori e la scuola istruisce e ha smesso di educare. Io mi riferisco a tutta quella polemica del ministro che vuole chiamare l'esame di Stato, vuole tornare a chiamarlo esame di maturità, come era prima della riforma Berlinguer. Ma di fatto oggi la scuola, così com'è, e poi magari sicuramente Stefano lo dirà, in questo momento è in una situazione in cui l'istruzione prevale sull'educazione, in cui il nozionismo prevale su quello che invece dovrebbe essere il ruolo del maestro, insomma, ecco, insomma, se ci ricordiamo cosa diceva Don Milani su questo, insomma, ce ne sarebbe da dire, ecco. Però noi, come dire,
attraverso questo rapporto con la scuola stiamo cercando lentamente, progressivamente, almeno su un settore, insomma, perché ovviamente non possiamo affrontare tutti, ma almeno su un settore sensibile come ad esempio è quello dell'educazione digitale, di provare a fare in modo che i genitori assieme possano fare rete e riappropriarsi di quel ruolo educativo che secondo me hanno smarrito e che delegano probabilmente agli stessi dispositivi. C'è un dispositivo che parla, che funziona, per cui il dispositivo sostituisce l'adulto, insomma non è così, non è così. Allora, i genitori hanno smesso di fare gli educatori e la scuola che ruolo ha? Ha il ruolo sempre meno di educatore, diceva il Presidente. Perché? Perché si ha anche in questo caso timore di quelle che possono essere le reazioni delle famiglie, degli studenti di fronte a dei no, a dei divieti, a delle imposizioni che alle volte devono esserci se si vuole educare. Allora, la questione è la corresponsabilità educativa scuola-famiglie, che è comunque la base, almeno dovrebbe esserci, e in realtà ovviamente, come ha detto Serafino, mancando ovviamente una responsabilità da parte delle famiglie e dei genitori, che in realtà poi non è sempre così, ecco. Però ovviamente questo diventa un problema, perché poi le famiglie scaricano sulle scuole un compito che in realtà dovrebbe essere il principale, appunto, dei genitori stessi, e quindi ovviamente la scuola si trova caricata di un compito che di suo non le compete, e questo, ovviamente, questa contraddizione fa sì che spesso ovviamente le scuole si trovino in difficoltà, ma non perché non ci sia una preparazione, assolutamente, spesso e volentieri ci sono anche corsi sull'affettività, corsi sul digitale, che le scuole ovviamente, ecco, però poi ovviamente se le famiglie non affiancano in questo ruolo educativo appunto le scuole, e se non c'è questo affiancamento, se non c'è una condivisione di valori, ovviamente poi cade tutta l'impalcatura, perché ovviamente i ragazzi, i bambini non trovano una linea comune e quindi poi si infilano, come sappiamo, gli adolescenti in particolare, ma anche i preadolescenti, ecco, nei pertugi che noi adulti lasciamo, quando adulti e docenti, quindi genitori e docenti, non sono su una stessa linea. Principalmente è questo il problema, non perché la scuola non abbia in realtà le competenze e non faccia anche, oltre formazione, ovviamente anche educazione, però è proprio la mancanza da parte dei genitori che crea questa discrepanza, ecco. E quindi forse, come diceva appunto Serafino, dobbiamo noi genitori riprendere in mano, soprattutto rispettando poi il ruolo che hanno i docenti, perché non possiamo noi essere solamente, come dire, difendere a spada tratta i nostri figli, quando insomma sappiamo bene che poi i comportamenti non sono sempre in linea, ecco. Certo. Quindi... Ecco, anche con questo obiettivo nascono i patti di comunità per il benessere digitale, un nome importante, ma che nasce con quale obiettivo? Allora, il progetto a livello nazionale nasce su iniziativa del Centro di Ricerca Benessere dell'Università Bicocca, diretto dal professor Gui, che è un docente appunto dei social media dell'Università Bicocca. Il Centro di Benessere poi è affiancato da altre 3 associazioni attive dal punto di vista dell'educazione digitale. Il progetto ovviamente diciamo, è partito durante il periodo della pandemia, perché è sorta ovviamente l'esigenza legata a una iperconnessione, ovviamente motivata anche dalla esigenza contingente, e ci si è reso conto che ovviamente in quel momento i ragazzi, i preadolescenti ovviamente erano all'interno di un mondo che per forza di cose non erano in grado di gestire, e quindi da lì è nato questo progetto che ha l'obiettivo principale di mettere in rete le famiglie, perché le famiglie poi spesso di fronte a questi problemi, che sono in realtà gli stessi che noi viviamo quotidianamente, si sentono sole, e quindi l'obiettivo è quello di far sì che le famiglie, facendo rete insieme poi ovviamente alle scuole, alle istituzioni, alle associazioni sportive, agli oratori, è un progetto che deve mettere in rete per far sì appunto che poi l'obiettivo sia quello di gestire insieme appunto un uso più consapevole e sano del digitale, perché il problema non è in sé per sé il digitale, che ovviamente ha tutti i suoi risvolti positivi, lo vediamo anche dal punto di vista sanitario spesso e volentieri, no? Però ovviamente se
l'uso è sbagliato e c'è un abuso soprattutto legato all'iperconnessione e ad un utilizzo precoce appunto dello smartphone o del digitale, ovviamente poi dopo le conseguenze sono quelle che vediamo tutti i giorni, ecco. E quindi questo obiettivo è proprio, sì, infatti si parla anche di patto di comunità, proprio perché in realtà la responsabilità educativa dei nostri ragazzi, dei nostri bambini dovrebbe spettare a tutta la collettività. Ecco, certo. Io dico dovrebbe perché poi insomma dal condizionale... Tornando al discorso che faceva il Presidente, certo, di questo lavoro di rete, di squadra. Lei ha seguito il progetto, lo sviluppo del progetto per quanto riguarda la realtà scolastica di Mogliano. Come si è sviluppato? Cioè in che modo vengono anche preparati gli adulti che poi devono confrontarsi con i ragazzi dal punto di vista proprio del digitale, di quella che è l'evoluzione anche tecnologica? Certo, il progetto parte dall'iniziativa dei genitori, quindi io sono all'interno del Consiglio di Istituto del Liceo Berto di Mogliano, sono dal 2014 all'interno anche dell'altro istituto paritario di Mogliano, il Collegio Astori, e quindi sono diversi anni che realizzo dei progetti, sempre in collaborazione ovviamente con l'amministrazione comunale. In questo caso abbiamo e siamo riusciti, attraverso ovviamente le relazioni che ci siamo creati negli anni, mettere in rete anche le scuole, perché poi questo è fondamentale. E quindi le scuole soprattutto hanno come dire, appoggiato questo progetto, perché ovviamente il problema dell'uso, abuso del digitale lo vivono quotidianamente con i ragazzi. Poi ultimamente abbiamo visto anche le 2 circolari lo scorso anno del Ministero, quella legata al primo ciclo, quest'anno è appena uscita la circolare del secondo ciclo, che diciamo ha il tentativo, come dire, di facilitare un po' all'interno delle scuole una normativa, cioè cercare di dare delle norme che in realtà le scuole già hanno, spesso e volentieri. Però poi, come dire, all'interno di questo progetto la cosa fondamentale è che i genitori si rendano consapevoli intanto del loro ruolo, e torniamo al discorso che faceva prima il Presidente, e poi consapevoli anche nel momento in cui si è e si dovrebbe essere ad esempio per i propri figli. Ovviamente il digitale è una delle prime cose che ormai ci investe da anni, ma in questo periodo è veramente... E quindi ovviamente noi come adulti dobbiamo essere ad esempio, e quindi il progetto parte appunto dalla consapevolezza degli adulti, che devono comunque essere formati, informati, e quindi vuol dire che devono e dovrebbero partecipare ovviamente agli incontri formativi insieme ai figli, perché ovviamente i figli devono essere parte fondamentale di questo progetto, perché il tutto non può essere imposto ovviamente. Poi il discorso della gradualità, perché? Perché ovviamente l'accesso all'utilizzo dei device, dello smartphone in particolare, ma anche dei tablet, e poi l'accesso anche al digitale e ai social, ovviamente devono essere in regola con l'età. Ci sono anche delle normative già che regolano questo, però spesso e volentieri noi le evadiamo, perché c'è già una normativa per esempio per la quale l'accesso ai social è non prima dei 13 anni, l'iscrizione, poi la normativa italiana prevede l'utilizzo dei dati entro i 14 anni, però insomma se andiamo a vedere quanti in realtà hanno più di 13 anni e sono iscritti nei social, insomma ecco, diciamo che non c'è un riscontro effettivo. E quindi la gradualità in questo senso, dobbiamo far sì che i nostri bambini, i nostri ragazzi riescano accompagnati e affiancati da noi adulti a gestire sia i device che ovviamente il rapporto con i social, perché questi sono, come dire, è un mondo che non è neutro, questo ormai l'abbiamo capito, non è neutro perché comunque è creato da adulti per adulti, e nel momento in cui ci sono dei minori dentro non hanno le competenze né cognitive né emotive per gestirlo, quindi se noi come adulti non li affianchiamo, come ho detto prima, insomma cade un po' tutta l'impalcatura. E l'ultimo criterio è quello delle regole condivise, appunto, quindi i genitori insieme ai figli devono stabilire delle piccole regole, quindi poche e chiare, perché ovviamente gli adulti poi devono essere i primi a non evaderle, certo, perché torniamo al discorso dell'esempio. Regole condivise tra gli uni e gli altri, assolutamente, certo. Come per esempio decidere l'età alla quale consegnare lo smartphone, che deve essere ovviamente preceduta da un periodo di affiancamento, anche l'accesso ai social ugualmente. Ecco, sono piccole regole, stabilire anche dei tempi e dei luoghi, quindi nei momenti di socialità, quindi lo smartphone non a tavola,
non dentro le stanze, non un'ora prima di dormire, perché anche qui ci sono degli studi che appunto spiegano che purtroppo gli schermi mezz'ora prima di andare a dormire poi determinano una perdita del sonno, la concentrazione, l'apprendimento, cioè ci sono ormai delle problematiche abbastanza chiare che però noi adulti facciamo un po' finta di non vedere, ecco, quindi questo è poi il problema. Assolutamente sì. Una chiusura, Presidente, le famiglie con cui avete a che fare, con cui vi relazionate, che messaggi vi mandano? Cioè quali sono le preoccupazioni che dimostrano le famiglie oggi nel 2025 legate a tutto quello che ci siamo detti? Ora, oggi le famiglie, scusi, oggi le famiglie si sentono un po' sole, si sentono, cioè prevale un po', forse anche un po' da un lato un po' di pigrizia, diciamo, no? E da un lato però si sentono sole. In più di un'occasione, anche nel presentare e nel coinvolgere i genitori ai progetti, ai patti digitali, diverse famiglie ci hanno detto dopo questo percorso che abbiamo fatto con voi ci sentiamo meno sole. E infatti è questo, la vera forza secondo me di questo progetto, ma anche delle altre iniziative che noi facciamo, no? È di fare in modo di rendere consapevoli le famiglie che non sono da sole e che se vogliono mettersi in gioco, se vogliono mettersi in relazione, gli spazi, i tempi e i modi ci sono. E l'associazione risponde a questi bisogni, cioè al bisogno delle famiglie di non farle sentire sole. Ecco, i patti digitali, diciamo, hanno questo ruolo soprattutto perché ovviamente se ogni famiglia agisce in autonomia e fa delle scelte autonome, spesso poi viene etichettata e viene emarginata, isolata, il ragazzo non usa, non ha il dispositivo. Anche perché poi tra ragazzi lui c'ha il cellulare, lui ha Instagram, io non ce l'ho, esatto. Quindi è anche difficile poi mantenere quelle famose regole in famiglia. La forza di questo progetto è poi che, diciamo, nascendo dal basso e coinvolgendo i genitori, tutti i genitori si fanno in qualche modo forti uno con l'altro e insieme, facendo massa critica, portano avanti un percorso di consapevolarizzazione. La stessa cosa fa l'associazione. L'associazione cerca di coinvolgere le famiglie che spesso si sentono da sole, un po' anche abbandonate, e questo è un po' la necessità che noi in qualche modo avvertiamo come bisogno, la fragilità, quella di dire venite con noi organizziamo degli eventi anche di tipo ludico-ricreativo, cioè per esempio Equilibri di famiglia è stato un evento, diciamo, più di taglio culturale, ok, anche se in realtà poi, però per esempio, diciamo, ogni anno noi realizziamo una festa che si chiama Familiando ed è una festa aperta a tutte le famiglie, ma con l'obiettivo di far sentire le famiglie insieme e in relazione, non farle sentire da sole, perché in realtà il rischio dell'isolamento e anche quella della povertà educativa è crescente. Quindi noi cerchiamo di arginare, diciamo, questo problema e questo bisogno attraverso azioni collettive che è un'attività propria dei corpi intermedi, cioè noi come Famiglie 2000 siamo un corpo intermedio tra le famiglie e le istituzioni, le scuole, eccetera. E questo è il nostro ruolo, cercare di diciamo, raccogliere la voce delle famiglie, amplificarla, creare un pensiero e portarlo, diciamo, dove effettivamente può esserci il luogo per poter trovare delle soluzioni adeguate, delle politiche familiari adeguate a risolverli. Le famiglie non sono sole, le famiglie devono ritrovare quel ruolo, gli strumenti ci sono, bisogna uscire da quella piccola pigrizia di cui faceva riferimento ora il Presidente. Grazie all'Associazione Famiglie 2000 con il Presidente Serafino Pittingaro e con Stefano Di Michele. Grazie davvero per averci raccontato tanti progetti importanti, noi ci dobbiamo fermare perché c'è la pubblicità. Rieccoci in diretta, stavo dando le ultime indicazioni alla mia graditissima ospite che è qui per raccontarci la sua storia di rinascita e per lanciare un messaggio. Buongiorno a Giulia Erdogan, grazie per essere con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Allora faccio una piccola introduzione Giulia, così la metto a suo agio. Allora Giulia è di origini turche, è 49 anni, diciamo l'età, siamo quasi coetanei, da 33 anni in Italia. L'anno scorso conosce un uomo con il quale nasce un'amicizia
profonda, speciale. E Giulia mi diceva quando ci siamo sentite: io sono una persona che fa di testa propria, non ho voglia di ascoltare gli altri, io vado dritta al mio obiettivo e non mi lascio condizionare. Però quel giorno da quella persona viene pronunciata una frase e quella volta, in quell'unica volta, Giulia decide di ascoltare quella frase. Che frase era, Giulia? Allora, amore vince sempre. Io aspettavo di più di questa persona, quindi pensavo di piacergli già, e quando lui mi ha detto: ma io noto quando tu cammini hai affanno che forse tu dovresti un po' perdere peso, ho capito che ero forse un po' troppo carne per lui. Per lui ho deciso di dimagrire, per farmi piacere lui, che io che non ascolto mai nessuno. A terzo chilogrammi e perso, ho notato c'era qualcosa che non andava. Cioè, dieta ho cominciato giugno, fine maggio, inizio di giugno. A settembre ho capito che c'era qualcosa che non andava, perché è venuto fuori la malformazione al seno. E subito ho fatto tutte le analisi, test velocemente, è venuto fuori questo tumore al seno abbastanza grave, aggressivo, non facile da percorrere insieme, no? Perché già quando ti dicono in ospedale che è un tumore maligno, e lì per lì già il tuo mondo cambia, e questo ci dimostra che la vita di una persona può cambiare da un attimo all'altra, no? Cioè, fino alle 9 di quella mattina non avevo niente, alle 9:30 ho scoperto di avere il tumore, e lì è cominciato il mio percorso grazie a questa persona. Quella frase che poteva anche suonare un po' antipatica, in realtà le ha salvato la vita. Quale di noi si vuole sentirsi dire sei in carne e dimagrisci? Sì, lì per lì mi ha suonato male la frase, però l'ho fatta, non so come mai, l'ho ascoltato. Lui mi ha convinto. Infatti, grazie a questa persona ho cominciato questo mio percorso di salvarmi la vita, perché è stato l'inizio, la porta, apertura per me, e dove ho conosciuto il mio nemico che cresceva dentro di me tutti i giorni. E io con questo nemico, fino a quel giorno, avevo fatto le vacanze, ero andata a lavorare, avevo portato a passeggiate il cane, avevo lavato i piatti, era con me. E dopo lì è cominciato la mia battaglia, diciamo, non è stato facile per niente. Interventi? Intervento ho fatto esattamente un mese fa, ho fatto un intervento bilaterale, mi hanno tolto entrambi i seni, ovviamente. Esattamente 35 giorni fa ho fatto l'intervento, durato una battaglia da 9 mesi, come esattamente dato, c'è tempo di una nascita, no? Di un bambino. È bello vedersi rinascere. Cioè il momento più terribile di questa malattia è stato quando ho cominciato a perdere i capelli, che lì per lì non volevo perderli, perché c'è una terapia che si fa con il casco, no? Con meno 4 gradi. I dottori mi vedevano un po'. Quando sono andata al dottore ho detto: dottore, ma ce lo potrò mai fare? E lui mi ha detto: ma lei quanti chilometri fa al mese? Ho detto: ma quasi 2.000, 3.000 per lavoro. E se fino adesso non è successo niente, perché deve morire proprio adesso con un tumore? Non lo prende, cioè non se la deve prendere come una questione che devo morire, ma lo prende come un segnale. Forse qualcuno le vuole mandare un messaggio, no? E da quel giorno in poi ho cambiato anche il punto di obiettivo diversamente grazie a questo dottore. E ho cominciato a ricalcolare tutta la mia vita, tutto il mio domani. E poi con questo chemio anche, soprattutto chemio al seno, che la medicina conosciamo tutti quanti, essendo abbinato a cortisone, è un chemio che ti fa ancora più aumenta il peso. E io che già avevo sentito lui, che ero già, perché finché che qualcuno non ce lo dice, nel specchio siamo tutti belle, no? Quando qualcuno ci fa vedere il nostro difetto. E mi sono rivolta ad una nutrizionista laureata da un anno, alle sue prime armi. Devo dire che è stata bravissima, mi ha seguito con tanto premura, attenzione. L'una mi mandava il messaggio: spero che tu non sia vicino al frigorifero a mangiare qualcosa. Cioè, grazie a lei, nonostante contro cortisone, perché eravamo adesso 2 militari in questo esercito, io e lei che combattevamo, oltre ai miei colleghi, i miei amici. Ho scoperto tante persone che mi volevano bene, ma non facevano per pietà, perché vedevano in me energia di andare avanti. Io sono
qui sono senza famiglia, non ho nessuno. Esatto, stavo arrivando proprio a questo. Giulia, lei ha la famiglia in Turchia e quindi si è trovata ad affrontare questo momento molto molto difficile. Da sola, ma sola non lo era. Non ero, perché è successo anche questo. Quando si è lontani di casa, dici ma lo dico ai parenti, non lo dico ai parenti, ma come che la malattia era molto grave, io dovevo avvisare mia mamma. Ho avvisato mia mamma in Turchia c'è una burocrazia per fare i visti, ma giusto come giusto sia, no? In tutte le nazioni, ci mancherebbe. Non avevamo tempo perché cominciava il chemio, lei era in ansia. Allora ho scritto un'email al console generale della Turchia, che tra l'altro per la mia fortuna era una donna. Ho mandato l'email, ultima frase lo ricordo, dove ho detto guardi, non importa quanti anni ho, la mamma è sempre la mamma, io ho bisogno di mia mamma, come lei avrebbe necessità di sua mamma quando se si dovesse trovare nel posto mio. Mia mamma è arrivata in Italia in 20 giorni, hanno dato un visto di 6 mesi, è arrivata mia mamma qui. Cioè, io sono stata aiutata non solo dai miei amici, i miei colleghi, delle persone che circondavano attorno di me, cioè c'era anche Stato italiano, non solo, tempi non bastavano, perché io mi sono operata il 14 maggio, il permesso di mia mamma scadeva il 23 maggio, anche questura di Treviso concesso permesso di soggiorno a mia madre per farlo restare qui con me. Diciamo che quando si tratta di un caso umanità, posso dire che questo è proprio un esempio. E lei lo ricordava ai suoi colleghi, ha ricordato gli amici, cioè c'è stata una grande solidarietà non dettata dalla pietà, e questo è importante perché la pietà non deve mai esserci in questi casi. No, assolutamente no. Io poi una social media sono molto attiva, ma per conto mio, cioè, non sono un influencer, non sono niente, cioè, assolutamente. Io ho i miei amici dalla Turchia, perché per noi chi sta all'estero, social media è un punto di incontro, no? No, assolutamente. Io ho vissuto molto apertamente questa storia. Addirittura ho conosciuto anche altra gente, ha avuto il mio stesso problema, che ne so, conosco una signora, ha avuto lo stesso mio problema, identica un anno fa, ci siamo sentiti al telefono un'ora fa. Cioè, si è creato questo cerchio, questo aiutarci vicenda, è bellissimo. Cioè, in senso che anche io non sono presente in azienda da ottobre del mese scorso, e io tutti i giorni passo a prendere il caffè e ogni volta i miei colleghi mi ricordano: tu sei un esempio per noi, mi dicono. Cioè, si vede, si nota quando qualcuno di fronte a te si ha pietà di te o ti ammira. Io sono stata ammirata da tutti, di chi conosco, di chi non conosco. Addirittura volevo dire una cosa molto particolare per le donne, soprattutto quando arriva quel momento di tagliare i capelli, no? Che è la cosa più brutta. Era il quarto casco che facevo, ti congela la testa. Mia mamma si è arrabbiata con me, mi ha detto tu devi essere giusta con la vita. Tu stai facendo la guerra con tuo nemico. Devi dare anche a lui la possibilità di avere i suoi vantaggi, perché è una guerra a vicenda, non puoi fare solo tu bloccare lui, devi togliere il casco, devi perdere i capelli. E mia mamma mi ha tirato dal braccio, mi ha portato dal parrucchiere e mi ha rasato i capelli. Quindi Lei ha prima ricordato la frase che le ha detto l'oncologo, ma c'è anche un'altra frase, anzi che l'ha detto il chirurgo. Chirurgo, sì. E c'è un'altra frase che l'ha detto l'oncologo. Sì. Ho detto, ma no, io non voglio perdere quest'estate, perché con questa malattia io chemio, intervento, adesso addirittura mi hanno accorciato chemioterapia, cioè in senso che addirittura a posto di farmi ogni 21 giorni, hanno fatto ogni 15 giorni. Mi ha detto l'oncologo, ha detto, perché, di quale estate ti preoccupi? Ti stiamo salvando tutte le estate, sprecando questa, ma ti stiamo salvando tanti altri, quindi, cioè, quando tu vai in ospedale, cioè, ti presenti là, sai, molte volte siamo abituati a lamentarci, no, come persone, ma no, questo non lo facciamo per cattiveria, facciamo perché quel giorno magari non ci pensiamo, però quella gente in ospedale fanno il loro lavoro con tanto amore, rispettandoci. Davvero, io ogni settimana vado in reparto oncologia dove facevo il chemio e ogni ciclo sono 18 persone e ogni volta che si ricorda di avere questo problema, cioè io ringrazio Dio perché ci sono bambini che hanno la mia stessa malattia e quindi io vedo gente peggio di me e quando ero giù di morale andavo a vedere la mia fotografia di infanzia, quello che ero allora e quello che sono adesso.
Quindi io questa malattia non me la sono presa perché è venuta da me per uccidermi, l'ho presa perché mi ha voluto insegnare qualcosa, questa malattia. Io ho già imparato a non odiare, imparato a rispettare di più. Adesso se avanti a me una macchina va al più lento, io non sto lì a urlare dietro, perché capisco, dico magari ha un problema. Prima non lo facevo questo, ma forse anche un po' di umiltà, diciamo che... È una Giulia migliore quella di oggi? 100%. 100%. Che messaggio si sente di dare alle donne che stanno vivendo come lei questa battaglia contro il nemico che ti accompagna? È particolare la scena, l'immagine che ci ha dato mi accompagnava fuori quando andavo a portare il cane a fare la passeggiata. Era un compagno che finalmente per fortuna ha sconfitto, ecco, ha sì, abbandonato il suo corpo, ma in qualche modo resta dentro questa Sì, sicuramente questo nemico mi resterà dentro tutta la vita, perché intanto ho fatto una nuova Giulia. Questa esperienza lo prendo e consiglio alle persone che hanno il mio stesso problema. Intanto, prima di tutto, devono pensare chi è peggio di loro. È già questo un sospiro. Poi non tutte le malattie non tutti i mali vengono per nuocere, sicuramente se è arrivato un motivo c'è. In questo caso a me è arrivato per un insegnamento radicale, è cambiato il mio carattere, perché come dicevo prima sono già testarda e chi mi conosce lo sa, quindi già ho imparato un po' a capire gli altri e medesimarmi negli altri. Invece per sentire bene loro, per farle sentire bene queste persone, che è difficile, perché è difficile, un percorso proprio difficilissimo, non ci sono parole per definire, di guardare le loro fotografie di infanzia, vedere loro quando erano piccoli, ascoltare tanta musica che piace e fare quello che vogliono. Poi se si aggiunge anche un problema accanto, perché poi io con questa persona qua che ho cominciato tutto, dopo quarto chemio non mi sono più vista, per un motivo o l'altro non ci siamo più sentiti. Credetemi, diventa più facile combattere tutti gli altri problemi che ci sono nella vita, diciamo, routine di tutti i giorni. Quindi si diventa più forte. Io andavo in ospedale, c'era la infermiera, posso dire il nome? Gloria solamente. Gloria, ok. Quando sono andata la prima volta piangevo tutta la faccia, mi fa, qui è come quel film del Claudio Bisi, che c'era qualcosa su, non mi viene in mente il nome del film. Qui si viene, si piange e quando si va via piange lo stesso, perché sono entrando piangendo perché ero triste, sono uscita perché mi sentivo amata, mi dispiaceva lasciarli là. Adesso torno ogni settimana, sono sempre, ormai tutto l'ospedale mi conosce. Giulia, grazie davvero, grazie perché ha raccontato la malattia con il sorriso. Grazie. E con una iniezione di fiducia che quando si affronta questo momento è fondamentale, ed è fondamentale appoggiarsi alle persone giuste e non sentirsi soli, avere qualcuno a fianco che ti aiuta ad andare avanti. Non dare neanche colpa a chi non c'è, perché chi non c'è non perché magari non ti vuole bene o che ne so, perché siamo umani tutti quanti, abbiamo un cervello e un cuore, basta collegarli tutti e due, no? A volte le persone non sono forti come noi e magari le persone non vogliono vedere soffrirti e si allontanano, perché poi io cosa ho fatto? Dopo l'intervento, il primo giorno che sono uscita, subito dopo ho chiamato questo mio amico speciale, che io poi vedevo tante cose in lui, ma io sono convinto anche lui mi vuole bene, però ognuno di noi abbiamo il nostro modo, il nostro pensiero, il nostro cioè, noi dobbiamo prendere delle persone ciò che ci possono dare, non possiamo pretendere ciò che non ci possono dare. Questo è il segreto per tenere qualcuno accanto a te, accettare per quello che sono e non lamentarci quando loro non vogliono dare, e quello poi diventa egoismo. Quindi io adesso, dopo questa malattia, non odio più nessuno. Grazie, grazie davvero Giulia, in bocca al lupo, auguri per tutta la sua vita, questa seconda rinascita. Sicuramente sarà migliore di prima. Grazie, grazie davvero a Giulia. Noi andiamo avanti con le notizie. Carenza di manodopera nei comuni. A Meduna di Livenza il sindaco fa lo spazzino e scrive al prefetto.
Io 2 anni fa con l'idropulitrice mia, tra l'altro, perché quella del comune non funzionava, mi sono pulito anche il monumento dei caduti, l'ho fatto con orgoglio e rifarei anche quello. Quindi lei ne va fiero, se la chiamiamo sindaco Spazzino lei non... No, non mi offendo assolutamente, credo di aver dato anche degli esempi ai nostri dipendenti. Multitasking per vocazione ma anche per necessità. Così il sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo Pitton, fa fronte alla carenza ormai cronica di personale che attanaglia non solo il suo comune ma buona parte dei municipi del Veneto. Qualcuno lo ha ripreso mentre svolgeva la mansione e le immagini sono presto diventate virali. Poco male per il diretto interessato che prende spunto per guardare dritto al problema. Assumere un dipendente comunale è come costruire un inceneritore in centro paese, è una burocrazia, una fatica, una cosa immane. Per i comuni piccoli come il nostro è un sacrificio, per gli amministratori e i colleghi veramente difficile. A questo si aggiungano i pensionamenti, le difficoltà del turnover, le richieste di trasferimento. Recentemente un impiegato amministrativo del comune di Meduna ha vinto un concorso in provincia. Io adesso quel posto là devo tenerlo comunque fermo per 6 mesi, nel senso che se questo impiegato fra 4 mesi e 29 giorni mi chiede di rientrare, lui può farlo. Capisce che se io devo assumere chi vuole venire a Meduna a prendere quel posto là, ci pensa su un sacco di volte, perché comunque risulta un posto precario. Tutti temi aperti, con il sindaco che ha scritto al prefetto: i servizi comunali sono a rischio, a Meduna come altrove, ancora una volta i piccoli comuni attendono risposte. Voltiamo pagina, continua a tenere il banco il dibattito delle nozze a Venezia di Jeff Bezos. Dopo la mobilitazione dei movimenti contrari, ora nasce il comitato a favore dell'evento ospitato in Laguna. Non c'è solo il fronte dei contrari a quello che a Venezia si è già guadagnato il titolo di matrimonio dell'anno tra Jeff Bezos e Ryan Sanchez. Dopo le polemiche e l'azione dei contrari, che si è meritata anche l'attenzione oltreoceano del celebre quotidiano New York Times, coloro che sono invece a favore e vedono di buon occhio l'arrivo in Laguna della coppia scendono in campo. Dopo il puntuale intervento anche di Don Gianni Antoniazzi, parroco della parrocchia dei Santi Gervasio e Protásio a Carpenedo, in un articolo sul bollettino parrocchiale Lettera Aperta, in centro storico nasce a Venezia il comitato spontaneo Yes Venice Can, sì Venezia può, che mette insieme albergatori, negozianti e categorie economiche. A sostenere il comitato in prima fila l'Associazione Veneziana Albergatori, con il suo vice direttore Daniele Minotto. Non è un problema reale quello che sta venendo discusso e portato all'attenzione del mondo, anzi è un momento di quasi più di invidia che non di reale criticità. Quando ci sarà la mostra del cinema avremo molti più yacht di quelli che verranno in questi giorni, che saranno alcune imbarcazioni sicuramente grandi, sono circa 200 ospiti, quindi per una città che ospita ogni giorno più di 100.000 persone non è sicuramente un problema. Il matrimonio porterà presenze in Laguna di grande qualità. È un evento importante perché promuove la città, perché fa dare un'immagine di una città non d'élite, ma che può ospitare eventi di alta portata, di portare quella che è il turismo di qualità. Quello che serve è evitare quell'immagine di città, di turismo di massa che oggi viene troppo spesso fatta vedere all'esterno. E questo davvero è l'inizio di un percorso nuovo che permette di migliorare quello che è l'impatto del turismo in città. E a proposito di turismo, è giugno, ma Jesolo sembra di essere già in agosto. Un ottimo Corpus Domini che dimostra come il mese di giugno sia stato quest'anno un mese eccezionale, dovuto al tempo ma dovuto anche a un susseguirsi di festività che per il mercato primario nostro, quindi per l'Austria e la Germania, è sicuramente fondamentale. È un Corpus Domini da tutto esaurito quello che si registra a Jesolo. La terza delle festività care ai turisti di lingua tedesca fa registrare il 95% di occupazione media, con una tendenza al sold out in molte delle strutture ricettive alberghiere. Già il ponte del 2 giugno aveva fatto registrare un tasso di occupazione media del 95%, a Pentecoste era stato dell'86%.
col 29,7% di turisti tedeschi e il 22,2% di austriaci. In questi ultimi 10 giorni, oltre un ospite su 2 degli alberghi arriva da Germania e Austria. Ma quella attuale a Jesolo è anche un'estate segnata dall'arrivo delle cosiddette zone rosse per prevenire episodi di mala movida. L'associazione di categoria è sempre presente in quello che è il tema della sicurezza sulle nostre strade, sicurezza in mare, e questo determina la nostra volontà di dimostrare l'attenzione verso questa località. Ricordiamoci che è una località che fa 200.000 persone quando siamo nel pienone, e il pienone è in questo periodo, quindi la necessità di dimostrare tutta l'attenzione. Per il prosieguo della stagione il tasso di occupazione acquisito è leggermente sopra il 2024, più 0,3%, con un luglio in sensibile vantaggio, 70%, e un settembre in buon vantaggio, 41 contro 36. Ad aumentare lievemente anche la durata media del soggiorno. Ma quest'anno c'è anche una preoccupazione per il diffondersi di una pratica pericolosa. Il tuffarsi da un pontile può creare paralisi, può creare il fatto che ci si inferma per tutta la vita, e quindi sottolineo l'importanza di non tuffarsi dal pontile, per quanto sia bello guardare il mare dal pontile, per piacere non tuffatevi dal pontile. E con questo importantissimo consiglio noi ci fermiamo per questa prima edizione. Torneremo con le notizie questa sera a partire dalle 19:30, tutti gli aggiornamenti. Io ringrazio Francesco Cerone, Antonio Polla in regia, vi lascio alla sigla, alle previsioni del tempo e poi a seguire il documentario Borgo Italia e il film Amore in Safari. Buona domenica.